Ciao, siamo qua con Elio Dall'Acqua, rappresentante regionale di Federpesca, appunto per il Veneto, a fargli qualche domanda riguardo il settore della pesca attualmente. Allora, per quanto riguarda il Mose, in questo momento, fino a fine dell'estate, le barriere del Mose non saranno più sollevate per ovvi motivi, non c'è neanche la problematica dell'acqua alta eccezionale. Però sicuramente per quanto riguarda novembre, quando sarà il periodo in cui le acque alte torneranno, ci sarà ancora la necessità che vengano sollevate. Per quel periodo pensate che Conca di Navigazione e il porto rifugio saranno sistemati per favorire l'attività della pesca anche in caso di sollevamento del Mose? Ti dico subito, no. No, perché sono convinto di no, per alcune cose che sono successe, stanno succedendo e che non succederà. So perfettamente che finora quest'estate sono programmati altri 5 incontri con la community del Porto di Venezia, insieme con tutto il tavolo di tutti quelli che ci sono dentro questo tavolo, che sono il presidente casomai dei trasportatori, il presidente delle navi da crociera, il presidente dei facchini, il presidente dei rimorchiatori, ci sono tante persone dentro questo tavolo di consultazione, di cui faccio parte pure io. Le riunioni che sono state fatte finora era per vedere se c'era la possibilità di avere un colloquio col presidente istituito per il Mose. Per ora sono state fatte solo parole, non sta succedendo ancora niente. Quello che sappiamo di certo è che da quando cominceranno i lavori della conca d'entrata ci vorranno 2 anni. Quindi inutile dire di cominciarono adesso, cominceranno quest'estate, cominceranno dopo, ci vogliono 2 anni quando tutto si comincerà. E per ora non ci è ancora detto quando incominceranno i lavori. Cosa più importante, che come è importante la conca d'entrata per il porto di Venezia, è importante la conca d'entrata per il porto di Chioggia, perché là ne va di mezzo il porto di Venezia, che è importante come logistica sia per le navi da crociera e per le navi trasportatori, container, quello che può essere. Per Chioggia è importante perché siamo la prima linea d'Italia, quindi è una perdita enorme. Noi facendo un po' di conti così, diciamo a casaccio via, stare una giornata fermi per il Mose comporta perdere 500-600 mila euro. Questo danno che viene un po' sommato da tutto quello che possono avere. Cosa più importante che si mette in prima di fare la conca d'entrata del Mose di Malamocco, perché essendo più larga di quella di Chioggia la potrebbero passare anche i rimorchiatori. Allora, se a noi dopo viene fatta questa in primis, cosa ci comporta? Ci comporta che da qua da Chioggia dobbiamo andare fuori per i porti di Malamocco e andare in mare. Ci comporta a spendere soldi, dei gasolini in più, perdita di pescato in più perché è un tragitto per uscire, per entrare più lungo e mettiamo lo stesso a repentaglio la vita delle persone che sono in mare, perché le barche che vanno a pescare nella zona sud di Chioggia devono venire fino al porto di Malamocco per entrare. Quindi con giornate di brutto tempo, comporta a tanti rischi in più e questo diventa un problema. Io spero che non nell'immediato ma il più presto possibile questo venga messo sui tavoli sia regionali sia nazionali, che questo problema va risolto. Staremo a vedere come ti va. Ho capito. I danni di queste mancate pescate, andate in mare, chi ve li risarcisce? Sono danni che sono causati da una struttura che è il Mose. State attuando qualcosa per vedere qualche risarcimento? Sì, allora noi come pescatori abbiamo avuto, insomma, così parlando fra noi altri, ci siamo messi d'accordo di metterci un legale. Adesso siamo in contatti con un legale, ci abbiamo parlato già qualche volta con lui, abbiamo avuto alcuni incontri e stiamo vedendo come organizzarci, perché insomma non è il nostro mondo, è ancora la prima volta che ci capita, però vogliamo domandare i danni, anche perché a noi ci vengono fatti dei danni, non solo economicamente, ma anche perché la Comunità Europea ci sta già dando delle posizioni di levare giornate di lavoro e se già con queste giornate di lavoro che ci stanno togliendo riusciamo solo a sopravvivere e il Mose ci porterà altre 10 giornate di lavoro, come si può andare avanti? Poi le giornate di lavoro del Mose vanno sicuramente nel periodo, diciamo, della pesca più importante dell'anno. Sì, difatti sotto il festival, dove il mercato richiede un po' di più di pescato, il prezzo potrebbe essere anche un po' maggiore e la richiesta è maggiore. È questo il discorso. Quindi
non solo economico, ma tutto quello che viene dietro, quindi è importante, è una cosa molto importante. Sì. Di pesca di cui parlavamo prima. E vi chiedono giornate in meno per quanto riguarda il pescato, vi controllano con le telecamere a circuito chiuso. Non siete un pochino troppo tartassati appunto a riguardo? Sì, dire un pochino, non è un pochino, è troppo, siamo troppo tartassati, questo è vero. Guarda, sinceramente il discorso delle telecamere sarà un problema grosso perché sì, per ora ce l'hanno, tra virgolette, imposto, non ce l'hanno ancora fatto mettere a bordo delle barche, ma quando succederà sicuramente saranno dei casini. Ma non solo come marineria di Chioggia, come tutte le marinerie d'Italia, a chi che verrà imposto di mettersi le telecamere a bordo succederà un casino da matti, succederà. Come tutto per la privacy nostra personale. Poi tu mi vieni a fare il controllo, a me che lavoro, e allora io dico, allora lo mettiamo anche sul tuo mondo, che tu che sei quello che non so, il tuo mondo, mettiamo tutti le telecamere. Infatti siamo tutti controllati. Non è un modo di lavorare, di poter andare avanti questo sistema qua. Perché è come dire a uno all'amministrazione pubblica, uno che lavora in comune, ti metto le telecamere che guardo se effettivamente lavori tutte le ore che vengono pagate. Esatto, allora qua siamo tutti quanti banditi allora. Perché a questo punto qua siamo tutti banditi. Come sforzo di pesca, da quando che l'altro anno è successo il lockdown, siamo stati 2 mesi a casa, tutta la flotta è restata a casa. Abbiamo detto qua bisogna ricominciare ad andare in mare, anche perché insomma qualcosa da guadagnare bisogna guadagnare. E ci siamo messi d'accordo di cominciare ad andare a lavorare con una giornata, al massimo 2. Abbiamo visto che bene o male siamo un fattore primario, quindi il nostro pescato cominciava lo stesso ad andare via, perché insomma siamo una parte di come alimentazione che va via, quindi abbiamo cominciato a darsi delle regole, nel senso di dire noi adesso che potremmo pescare 4 giorni settimanali, no, ci siamo messi d'accordo di lavorare 3 soli. Chi che va con la rete a strascico, chi che fa i rapidi o gabbi come si possono chiamare, loro si trovano di lavorare meno di noi, perché sono di più come barchi in confronto al mondo dello strascico. Loro si sono messi d'accordo di lavorare 64 ore settimanali, quindi noi abbiamo sempre detto che sotto le 72 ore settimanali si va in rovina. Adesso riusciamo a mantenere questo livello qua, perché? Perché fortunatamente c'è il prezzo che mantiene. Però se dovessimo tornare a livelli normali come era prima e i prezzi dovrebbero calare di prezzo, sicuramente non andremo neanche in mare. Perché adesso comincia a mancare il pesce, perché il pesce viaggia, viene sotto costa, quindi non c'è più niente da parte data. E con prezzi dimezzati di quelli che stiamo vedendo ora, sinceramente non ce la faremo mai uscire. Prima di tutto per garantire il minimo garantito ai marinai, che quello è un problema grosso per mantenere anche loro le sue famiglie, la cosa giusta. Il gasolio che sta aumentando e tutto quello che viene dietro. E anche questo è un problema grosso, che viene sempre sul mondo della pesca. Sì. E dopo leggevo che invece ci sono dei fondi europei per togliere dalla circolazione praticamente i pescherecci. Anche le persone, cioè chi lavora nel mondo della pesca, che esercita il lavoro della pesca, viene favorito se decidere di abbandonare temporaneamente o definitivamente l'attività. Su questi fondi ho visto che viene favorito chi decide di demolire o di disarmare il peschereccio più nuovo rispetto a quello più vecchio, cioè togliendo quelli che hanno più potenza, i motori migliori, i serbatoi migliori, mentre si preferisce lasciare in mare quelli che sono più vecchi, che hanno meno potenza, che hanno i serbatoi più logori. Non è un controsenso questo? Sì, questo abbiamo sempre detto, ma non solo io, anche i miei colleghi, se vuoi, ormai facciamo un'intervista con quanti miei colleghi, tutti quanti ti diranno che questa è una cosa inverosimile, è un controsenso. Cioè, si parla di carrette del mare, ma anche qua ci sono le carrette delle barche. Quindi avere una barca di 40-50 anni, mantenuta bene, tutto quello, perché ogni anno si fanno i cantieri, tutto questo, ma sono barche che qualcuno non vede l'ora che dalla comunità europea non venga la demolizione delle barche. Perché quando viene la demolizione delle barche, queste barche andranno sicuramente distrutte. È un processo dire demoliamo le barche più giovani, cioè sono quelle che dovrebbero tenere le barche insomma più idonee, i serbatoi più nuovi, è tutto.
e andiamo a demolire le barche più giovani per mantenere quelli più vecchi, sempre quelli da demolire. È un controsenso. Io non so certamente a livello europeo come certe leggi si possono fare. Chi è questa mente brillante che viene fuori con queste novità? Non Forse so, perché la barca più vecchia riesce a pescare meno di quella più nuova, sempre a favore della risorsa, che sia questo il motivo. no, ti parlo per chi lo vivo questo mondo qua, sono dentro, ma non è così. Cioè, una barca giovane, una barca vecchia lavora sempre nella Allora a stessa discapito maniera. del pescatore che va a lavorare, perché si trova a lavorare con un mezzo meno idoneo rispetto che con un mezzo più idoneo. Capito? Ma allora sarebbe meglio demolire quelle vecchie che non sia quelle giovani. Se quelle giovani portano novità. Sì. Guarda, stiamo avuto una barca, adesso non È so uno se si vede. spettacolo. Una barca che ha 3 anni di vita, ci sono tutte le comodità di questo mondo qua. No, andiamo a dare casomai soldi per demolire una barca appena fatta da 3 Come anni questa? e con barche di 50 anni che sono la carretta del mare le lasciamo là che devono ancora andare a pescare. Sì, E lo stesso rifermiamo anche alla sicurezza dell'equipaggio. esatto. Quindi c'è tutto un mondo dietro da cose da pensare. Non lo so, è un controsenso proprio che non so spiegartelo, ecco. Questa situazione che vede l'Europa un attimino puntarsi contro il settore della pesca, almeno l'impressione che io ho da esterna, è una cosa che vivono tutte le marinerie del Mediterraneo, per cui le vivono anche la Grecia, le vivono anche principalmente, credo, la Spagna. Italia, Grecia, Spagna saranno i paesi che sono più interessati. Le altre nazioni come si vedono rispetto all'Europa in base a questa situazione? Hanno da ridire, appoggiano le decisioni dell'Europa? Guarda Michaela, mi sto facendo una domanda che sinceramente non so risponderti perché a livelli alti così, non essendoci dentro, non frequentando certi ambienti, quindi non saprei risponderti. Però l'unica cosa che ti posso dire io, da quello che ho visto, da quello che so, che ci sono alcune nazioni che i loro rappresentanti, quando ci sono sui tavoli che contano, specialmente a Bruxelles, battono i pugni. L'Italia, io sinceramente che ho partecipato a qualche riunione, non ho mai visto un rappresentante nostro battere i pugni. Sempre dire sì, va bene, cerchiamo, vediamo. E anche questo è che secondo me la nostra categoria non viene valorizzata come dovrebbe essere valorizzata. Non viene tutelata? Tutelata, esatto, non so tutelata. Sì. Perfetto, modo di dire. Quanto influisce il fatto che anche il settore dei ristoranti, degli alberghi, dei catering in questo momento sia chiuso? Noi altri viviamo con ristorazione in base pesca, per cui c'è una differenza rispetto a quando i locali sono aperti e quando i locali sono chiusi? Allora, l'abbiamo notata su qualche tipo di pesce, nel senso da dire, c'è il pesce che insomma va in giro, che mangiano tutte le massaie, noi stessi, una balata, che è quello che va più la maggiore. Quello che va sui ristoranti è il pesce, quello diciamo di lusso, cioè quello che costa tanti soldi. Su quel tipo di pesce là, scampa, calamaretto, là abbiamo visto una riduzione grossa di prezzo. Sugli altri, sinceramente, ti ripeto, il pesce sta andando via, la gente bene o male lo mangia lo stesso, non andrà per mangiare sui ristoranti, prova magari dalla bottega dove gli prepara già il pesce cotto, va dalla pescheria dove casomai di fiducia che gli dà il pesce quello vivo di giornata, quindi vedo che sta andando via lo stesso. Per cui il settore Però, funziona. ti ripeto, come ti ho detto prima, ci siamo limitati di giornate lavorative, Sì. perché se dovessimo lavorare tanto come lavoravamo prima, questo sicuramente non succederebbe. Quindi è stato da parte del mondo della pesca e dei pescatori aver fatto un passo da giganti in avanti. E questo lo posso dire perché, insomma, essendo pescatori, questo lo posso dire. Sì. Un'ultima cosa ti chiedo, per quanto riguarda le barche affondate, che sono un pericolo per la navigazione e anche esteticamente non belle da vedere, abbiamo un esempio qua in canale San Domenico con la Delinda, non c'è nessuna ordinanza comunale, non si può fare niente per velocizzare il toglierle da parte dell'amministrazione, di chi di competenza? Guarda, noi come mondo della pesca, io personalmente che sono anche dentro, insomma, in qualche tavolo diciamo di media importanza, è stato un problema questo che abbiamo portato sempre avanti. Guarda, di fronte qua c'erano 2 barche affondate che erano minimo 15 anni che erano affondate. Questo peschereccio che siamo qua adesso, per fare le manovre, andava sempre bene o male a dargli addosso, e meno male che di ferro. Quello che il mio amico qua aveva prima di legno, più di qualche volta faceva dei danni,
per colpa di qualcuno che non ha mai voluto tirare su queste barche, ma questo fa parte secondo me del sistema di amministrazione comunale, che nel mondo della pesca è brutto dirlo, però non hanno mai aiutato il pescatore. Per questi problemi qua non è da adesso che l'abbiamo portato avanti. La barca a vela che è stata fondata là, la Delinda, meno male che è stata spostata, ma è stata spostata perché noi abbiamo detto guarda, state attenti che questa barca sta andando a fondo, perché è già ferma da 4-5 anni, ferma là. Era a mezzo mercato ittico, fortunatamente è stata spostata su una parte dove il mercato ittico che non era tanto frequentata. È andata a fondo, perché vi ho detto guarda, state attenti che la barca va a fondo, è andata a fondo e adesso sta creando dei problemi, danni e problemi. Quindi ce la teniamo finché Liccio dà via. speriamo che la tirano su più presto possibile, perché adesso è venuto fuori insomma tante cose che prima non si sapevano, e quindi la speranza è che la tirino su più presto possibile. Ecco. Sì. Bene, io ti ringrazio tanto, è stato proprio un piacere. Grazie a te. Ciao a tutti e grazie a Chioggia Azzurra.